Nella notte l'attacco in Siria ordinato da Trump, tensioni altissime in Medio Oriente con la Russia, Vicenza rafforzate le misure di sicurezza alla base Ederle nei luoghi frequentati dai soldati americani in città. Stallo per il governo, decide il capo dello Stato dopo l'ultimatum di ieri ai partiti e insieme a Salvini, Di Maio e Fico resta il nome di Maria Elisabetta Casellati per un mandato esplorativo. Vasto incendio in una cartiera nel Veronese, 6 squadre di vigili del fuoco in azione dalla scorsa notte, in fumo balle di carta riciclata, danni ingentissimi. Fiamme anche in un'azienda agricola di San Donà, distrutto un camion, il rogo brucia anche la colonnina di un deposito carburante risparmiando fortunatamente la cisterna. Caso di morbillo in una scuola di Treviso dopo uno scambio culturale con una classe francese, scattata la profilassi per un centinaio di persone. L'introduzione del reato di omicidio stradale non ha prodotto alcun risultato concreto, l'attacco del procuratore di Treviso mentre la Marca fa i conti con uno dei periodi più bui sul fronte sicurezza stradale. Papà Ultras, allontanato dal campo di rugby dove gioca il figlio, la decisione è stata presa dalla società. Accade a Rovigo. Troppo svestiti in strada, la battaglia dei trans contro le multe di un sindaco del Trevigiano, presentato un ricorso che chiede l'annullamento delle sanzioni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e parliamo di quanto sta accadendo in Medio Oriente con l'attacco ordinato da Trump in Siria, preannunciato dopo le polemiche, dopo quanto accaduto con le armi chimiche nella battaglia che si sta sviluppando ormai da tanto tempo in quella zona. Dunque la tensione che è molto alta in Medio Oriente, ovviamente la tensione che ha i rapporti con la Russia, l'effetto, la ripercussione in Veneto è che c'è la base Ederle, USA, è la più importante, una delle più importanti basi americane in Italia e quindi c'è subito un primo riflesso che riguarda la sicurezza della base Ederle. Ci racconta quanto sta accadendo, le decisioni, quanto ha detto il sindaco Variati poco fa proprio ai nostri microfoni del telegiornale di Vicenza, parlando anche dopo col questore, la nostra Gabriella Basso. Gabriella, a te. Buongiorno a te telespettatori da Vicenza. Dopo l'attacco notturno americano, inglese e francese a 3 obiettivi sensibili in Siria, Vicenza, sede di un'importante base americana, si sveglia allarmata. Già in mattinata il primo cittadino, Achille Variati, ha sentito il questore Petronzi e disposto un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno alla caserma Ederle, la base americana, e misure di particolare attenzione sono state disposte anche per tutti quei luoghi generalmente frequentati da cittadini americani di stanza a Vicenza. Preoccupazione è stata espressa dal primo cittadino anche su quanto sta accadendo e al ricorso delle armi. Allo stesso tempo però rassicura i vicentini, la situazione è sotto controllo. Da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. E allora questo grazie da Vicenza, grazie alla nostra Gabriella Basso. Da Vicenza ci spostiamo adesso a Treviso per parlare della politica, ovviamente quanto sta accadendo si sta commentando anche lì a Treviso dove il governatore Luca Zaia è in visita nel capoluogo della Marca perché per presentare insieme al candidato sindaco di Treviso del centrodestra Mario Conte il logo della lista Zaia Gentilini. Allora vedo già la nostra Lina Paronetto assieme proprio a Luca Zaia e a Mario Conte. Lina, a te. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, siamo qui sotto un sole bello caldo per questa campagna elettorale che si infiamma. Luca Zaia, Mario Conte, un giro tra i negozianti storici, governatore questa mattina e poi qui a presentare il logo, facciamolo vedere, della lista Zaia Gentilini con tanto di spilletta, eccolo qua. Siamo qui. Buongiorno a tutti, beh sì, è una bella operazione, lista Zaia Gentilini a sostegno di Mario Conte, perché poi Mario è il nostro candidato sindaco con delle belle idee nuove per la città e la volontà di presentare un progetto alternativo. Questa non sarà una campagna per parlare male di chi c'è stato come sindaco della vecchia amministrazione, ma sarà la campagna per parlare delle nostre progettualità. Una per tutte, se questo comune è pur vero che ha 90 dipendenti della Polizia Municipale, quindi uomini e donne della Polizia Municipale, noi pensiamo che piuttosto che dedicare un pelottoncino di 90
50 persone, un piccolo esercito, a mettere multe ai cittadini, a entrare a fare controlli o quant'altro nei negozi, varrebbe la pena di pensare di dedicarlo a controllare i documenti di quelli che ciondolano tutto il giorno per il centro, non si sa di cosa vivono, e soprattutto di ripulire la città. Quindi tolleranza zero, anzi doppio zero su questo fronte da parte dell'amministrazione Conte. Lei ha incontrato parecchia gente questa mattina, ha stretto molte mani, che clima ha trovato? Quali sono le richieste dei cittadini? Vorrei dire strepitoso, mi trattengo un po' perché poi non vorrei che qualche nostro sostenitore il 10 giugno andasse al mare invece di andare a votare, quindi l'invito a tutti ad andare a votare. Sarà una giornata calda, però andate a votare, questa è la vera sfida, andare a votare, perché se i cittadini fanno aumentare ovviamente l'affluenza alle urne non sarà delle migliori, accadrà che comunque qualche problema si può avere, quindi andate a votare. Qualche anticipazione su questa lista? Beh, il capolista è Giancarlo Gentilini e poi abbiamo altri 31 candidati, uomini e donne, e giorno dopo giorno ne presenteremo uno alla volta per dimostrare che abbiamo dei bei nomi. Mario Conte, allora, questi sono i padrini, ha detto, che io voglio. Assolutamente orgoglioso di avere dei padrini come Luca Zaia, che è il governatore più amato d'Italia, Giancarlo Gentilini, che è tuttora un mito a Treviso e un esempio di buona amministrazione, Giampaolo Gobbo, Tony Darè, e quindi tutta la schiera di bravi amministratori che il nostro partito, la Lega Nord, dà ai cittadini. Che sentimento sente tra la gente? Ma sento veramente molta positività. Su questo noi vogliamo anche costruire la nostra proposta, che sarà assolutamente positiva e propositiva. Noi vogliamo vincere perché la nostra proposta sarà migliore di quella dei nostri avversari, non criticando, perché il giudizio su questa amministrazione lo lasciamo ai cittadini. Grazie, da Treviso per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lina Paronetto dalla politica locale. Dunque a Treviso, come sappiamo, la squadra, insomma l'alleanza ben solida ormai da tempo. A Vicenza invece la situazione è ancora in stallo, e c'è uno stallo passando alla politica nazionale, come sappiamo, a Roma per quanto riguarda la formazione di un governo. Ieri le dure parole, pur con sobrietà ma decise, del capo dello Stato Sergio Mattarella, che di fatto ha lanciato un ultimatum ai partiti dicendo: deciderò io a giorni, e resta nella poker di carte in mano al capo dello Stato il nome della veneta Maria Elisabetta Casellati, neopresidente del Senato. Attenderò alcuni giorni, trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra. E se toccasse proprio a lei, la prima donna a capo del Senato nella storia della Repubblica, Maria Elisabetta Casellati, è un mandato esplorativo alla forzista veneta per formare il governo. È tra le poche frecce nell'arco di Sergio Mattarella di fronte allo stallo assoluto del governo. I grillini non vogliono Berlusconi, Berlusconi non vuole i grillini. In mezzo Salvini si appella alla responsabilità e minaccia un ritorno alle urne. Emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi. Non ci saranno ulteriori consultazioni. Mattarella è chiamato a sbrogliare la matassa, e tra le ipotesi, come un preincarico a Salvini come leader del centrodestra, che però non ha i numeri per governare, c'è anche la carta del mandato esplorativo alle due più importanti cariche dello Stato dopo il Presidente, ovvero Casellati e Fico, la padovana in pole position. Una mossa di Mattarella che ha il sapore di un avviso ai partiti che non riescono a trovare un accordo. Chi riceve il preincarico infatti rischia di bruciarsi se non trova la maggioranza sufficiente. Ma anche l'eventuale scelta Casellati rischia di trasformarsi nel boomerang di una ulteriore perdita di tempo, che a questo punto sarebbe sempre più grave viste le istanze nazionali e internazionali in ballo. Richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i partiti per raggiungere quell'obiettivo, quello di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. La cronaca adesso, a partire dal vasto incendio che dalla scorsa notte alle prime ore di oggi, all'alba, ha interessato un deposito esterno di una cartiera a Brentina Belluno nel Veronese. I vigili del fuoco sono accorsi da Bardolino, Verona e Trento con 6 automezzi antincendio e 19 operatori, e stanno continuando in queste ore lo spegnimento delle balle di carta riciclate depositate su un piazzale all'aperto di circa 400 metri quadrati. Ovviamente, come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco, operazioni difficili a partire dall'alba. Gli ultimi focolai
che appunto stanno per essere spenti in queste ore. Tutto da chiarire, ovviamente anche le cause del vasto incendio nel Veronese, come sono da chiarire le cause di un altro incendio che nella notte ha interessato invece la zona di San Donà di Piave, un incendio in un piazzale di un'azienda agricola che ha distrutto completamente un camion. Ci racconta quanto accaduto in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno, sono al vaglio dei carabinieri di San Donà e dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell'incendio divampato poco prima dell'alba di oggi all'interno di un'azienda produttiva agraria di San Donà. L'allerta è scattata attorno alle 5, ha fatto convergere in via Kennedy le squadre dei pompieri di San Donà e Mestre con 4 automezzi, tra cui il carro schiuma e 10 uomini. Il rogo ha coinvolto la colonnina del distributore di carburante agricolo, risparmiando la cisterna, e un camion autocisterna fortunatamente vuoto parcheggiato sotto la pensilina che è andato completamente distrutto. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando l'estensione dell'incendio al vicino capannone. Le cause potrebbero essere accidentali, già che nell'area interessata non sarebbero stati trovati inneschi. Come detto però è attesa la relazione tecnica degli esperti dei vigili del fuoco che indicheranno con certezza la dinamica dell'incendio. Dopo le operazioni di messa in sicurezza del luogo, l'area è stata posta sotto sequestro. Da San Donà è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso di nuovo nel Trevigiano, a Treviso, nel capoluogo, per un caso di morbillo a scuola che ha fatto scattare la profilassi. Allarme morbillo alle Canossiane di Treviso. Un ragazzino francese in visita con altri 44 compagni e coetanei delle medie dell'Istituto di Viale Europa è risultato affetto da morbillo e dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 è immediatamente partita una campagna di profilassi a titolo cautelativo che ha coinvolto un centinaio di persone tra alunni, famiglie ospitanti dei ragazzi che partecipavano allo scambio culturale e insegnanti. La comitiva arrivava da Orléans, città con cui Treviso è gemellata dagli anni 60 e dunque Treviso, ma anche Venezia e Belluno, le tappe della scolaresca. Poi, 2 giorni prima di partire, i sintomi del morbillo che il ragazzino, ospite di una famiglia tra Castelfranco e Montebelluna, avrebbe preso prima del viaggio. Di 10 fratelli, 5 sono infatti già ammalati. La gran parte degli alunni delle Canossiane entrati in contatto con la comitiva è risultata già vaccinata. Solo 3 si sono dovuti sottoporre al richiamo. 1, completamente scoperto, ha invece rifiutato la vaccinazione. E dalla Marca arriva anche il grido della Procura di Treviso, l'amarezza del procuratore di Treviso per quanto riguarda la piaga degli incidenti stradali, perché dice il reato di omicidio stradale non ha portato i risultati sperati. 8 morti dall'inizio dell'anno, altri 4 a dicembre 2017. Sono drammatici i dati degli ultimi mesi sugli incidenti stradali nella Marca, nuovamente costretta, come negli anni 90, quando deteneva il tragico record nazionale di vittime, ad interrogarsi sul perché e sul cosa si possa fare per fermare questa strage. In procura è stato istituito un nucleo interforze per monitorare tutti gli incidenti, ma non basta. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato dal capo della Procura di Treviso. Sicuramente l'attività di prevenzione è la cosa più importante. Secondo me sull'attività di prevenzione paghiamo una scarsezza di risorse, e paghiamo evidentemente perché altrimenti non avremmo nella provincia di Treviso un andamento in controtendenza dell'aumento degli incidenti stradali, soprattutto mortali. La polizia giudiziaria ci mette tutto l'impegno possibile, continua Dalla Costa, ma sicuramente quello che manca sono le risorse, in un quadro, quello della provincia di Treviso, dove nemmeno la recente legge sull'omicidio stradale ha prodotto risultati. Evidentemente la legge non ha prodotto, almeno per la provincia di Treviso, il risultato sperato. Entrata in vigore il 25 marzo del 2016, la nuova legge presenta, secondo il procuratore, una serie di problemi d'applicazione, dalle più severe pene accessorie per i reati meno gravi, come la sospensione della patente, alle questioni degli accertamenti delle lesioni collegate ai risarcimenti. Sicuramente leggi come queste, che sono fatte su base emergenziale, in momenti eccezionali, insomma, dietro pressioni di soggetti comprensibilmente toccati dalla legislazione, diciamo così, tra virgolette, favorevole nei confronti di chi commette un reato grave come un omicidio stradale, poi bisogna verificarla se effettivamente produce risultati.
Un'altra piaga, un altro allarme è quello che riguarda le morti provocate da malattie derivanti dalle esposizioni di amianto, dati shock soprattutto nel veneziano dall'Osservatorio epidemiologico delle patologie correlate. L'aumento del mesotelioma in Veneto è esponenziale. Si tratta di un tumore maligno che colpisce la pleura, cioè il tessuto che riveste i polmoni. È correlato all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto e ha una latenza temporale particolarmente elevata, dai 15 ai 45 anni. Molti dei casi di mesotelioma osservati in Veneto sono concentrati nell'area industriale di Marghera. Il dato è scioccante. L'esposizione lavorativa ed ambientale ad amianto è all'origine di una importante numero di patologie nella popolazione lavorativa e generale del Veneto. Abbiamo dei numeri che per quello che riguarda il mesotelioma è di purtroppo un centinaio di casi all'anno, quasi tutti legati alle esposizioni lavorative ad amianto. Il picco massimo delle patologie polmonari atteso entro il 2020 e i soggetti colpiti sono tra i lavoratori esposti a rischio negli anni '80. Sono indicatori dell'effetto pregresso delle anche, oltre che di una situazione svantaggiata da vari punti di vista, anche delle pregresse esposizioni lavorative ed ambientali. Il punto sulla salute dei residenti a Venezia e Mestre è stato fatto durante il convegno organizzato a Marghera dalla Fondazione Vittime dell'Amianto intitolata Beppi Ferro, storico dirigente sindacale delle officine meccaniche Stanga, ucciso dal mesotelioma come molti compagni di lavoro nel 2000. Abbiamo 3 ordini di problemi che evidenziamo oggi: gli ex esposti all'amianto, l'ambiente, ci sono ancora siti inquinati e ancora la presenza dell'amianto è anche nei luoghi pubblici, e poi i lavoratori che fanno le bonifiche. Abbiamo bisogno anche di avere una specifica normativa per queste persone che la effettuano veramente la bonifica, che in molti casi sono lavoratori stranieri. A Mestre, nella sede del patronato della CGIL, c'è uno sportello dedicato che fornisce informazioni, tutele e il raccordo tra il lavoratore e il sistema sanitario. Se il tema dell'amianto è un problema politico per il territorio, chiediamo sia il territorio a rispondere, quindi chiediamo alla Regione di rendersi proattiva nell'informazione a queste persone. Un papà ultras allontanato dal campo di rugby dove gioca il figlio, perché tifare va bene ma esagerare no, e quindi dovrà rimanere a casa durante le partite del ragazzo. È caduto a Rovigo, la società La Monti Rugby Junior ha sanzionato infatti il padre del giovane atleta perché troppo esagitato in tribuna, una sorta di daspo locale. Anche il piccolo, per conseguenza del comportamento del padre, era stato sospeso dagli allenamenti e poi riammesso, ma un patto che a portarlo sarà la mamma, come concordato tra la famiglia e i vertici della società rodigina che cura il vivaio. Reazioni del padre che erano troppo eccessive, secondo la società, una situazione lamentata anche da altri genitori, e quindi la decisione. Una notizia quantomeno singolare, perché viene colpito il padre, purtroppo accade spesso, di un giovane atleta. Notizia singolare è anche la battaglia di trans contro le multe di un sindaco, accade a Sanfior nel Trevigiano, vediamo perché. Trans e prostitute si appellano al giudice. Il provvedimento comunale dell'articolo 27 del regolamento di polizia urbana del comune di Sanfiore è illegittimo e meritevole di disapplicazione immediata, poiché inopinabilmente lesivo di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Questo in sostanza è il ricorso presentato dall'avvocato Daniele Panico, che chiede l'annullamento delle multe a carico dei suoi assistiti. In realtà la Polizia Municipale di Sanfiore avrebbe agito in base al regolamento di polizia locale, che di fatto vieta di intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico al fine di attirare o indurre alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento. Tale condotta si esplica attraverso la nudità anche solo parziale di parti intime del corpo, l'utilizzo di abbigliamenti succinti attraverso comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad attirare la potenziale clientela. La risposta dell'avvocato è immediata ed è il motivo del ricorso. Il trans non è solita prostituirsi intrattenendosi ai margini della strada, ma a bordo della propria autovettura in apposita zona di sosta, non esibisce alcuna nudità nemmeno parziale. Fra l'altro, secondo il legale, la motivazione verbalizzata in una delle multe lascia intendere che essere omosessuali o transessuali e quindi vestire abiti che per tipicità sono destinati al genere femminile sia elemento sufficiente per essere sanzionati nel comune di Sanfior. La parola ora aspetta la magistratura. E adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, parliamo di trapianti e di donazioni di organi. Il Veneto è sempre stato molto generoso, ma mai come nel 2017. Il 2017 è stato un anno da record per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule. I donatori, sia deceduti che viventi, sono stati in Veneto 196. Un numero mai registrato prima, maggiore del 34,2% rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento nazionale del 10,5%. Anche grazie a loro è stato possibile accorciare le liste d'attesa del 4,3%, effettuando in un anno 646 trapianti, il 9,5% in più di un 2016 che a sua volta si era chiuso con cifre molto positive. I dati sono stati diffusi in mattinata dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto e dalla presidente di AIDO Flavia Petrin, che ringrazia i cittadini per la loro generosità e invita chi non lo avesse ancora fatto a esprimere il consenso per la donazione degli organi. Se la persona vuole, può esprimere la sua volontà. Con AIDO lo può fare, naturalmente se vuole una volontà positiva, lo può fare 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno, perché basta che vada sul sito di AIDO nazionale, stampa la manifestazione di volontà, la compila integralmente e la consegna o a una sede AIDO oppure la spedisce in AIDO nazionale. Oggi come oggi, informano dall'AIDO, l'80% di coloro ai quali viene chiesto di esprimersi al momento del rilascio della carta d'identità non lo fa perché non ha informato abbastanza. È per questo che il nostro ruolo diventa ancora più importante. È davvero tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque condizioni di bel tempo ovunque. Nel dettaglio, sul Veneto nella giornata odierna sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento oscillanti tra 18 e 21 gradi. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia e Giulia, anche sulla nostra regione a prevalere sarà il sole. Ampio soleggiamento dunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, valori massimi molto gradevoli oscillanti tra 20 e 23 gradi circa. Sarà una splendida giornata di sole anche sul Trentino Alto Adige, ampiamente soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno su tutti i settori della nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra 19 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.